Ciao, sono Lorenzo e non faccio motocross. È iniziato tutto a 4 anni quando mio papà ha comprato la prima moto, che è stato un Polini 50 monomarcia. Lui faceva per passione, andava in giro così con i suoi amici, ma non a livello agonistico, quindi lui ha puntato più su di me sotto il punto di vista agonistico. È bello perché è uno sport individuale, cioè ho sentito proprio che eri solo tu e la moto, quindi mi ricordo più bello è stato quando mi portava in un campo dietro casa mia, che stavo lì tutto il pomeriggio a correre di continuo, quindi è da lì mio papà si è visto che questa cosa mi prendeva bene e mi ha fatto fare gare e tutto. Fino a 15-16 anni era più un divertimento, non dovevi andare a allenarti, andavi solo, ti allenavi ma non con impegno, andavi giusto per divertirti. Invece dopo i 16 anni, quando si facevano le gare importanti, lì si vedeva che il livello cresceva e bisognava impegnarsi di più, facendo più allenamenti, correre a piedi, palestra, bici. E fino a 16 anni facevo altri sport, basket e calcio. Poi ho deciso di intraprendere uno, impegnarmi solo su uno e ho deciso di correre in moto, che però non è solo correre in moto, è anche andare in palestra, bici, correre a piedi, quindi ti impegna tutti i giorni di tutta la settimana. Almeno un giorno, però sì, bisogna riposare, dai. E anche i miei amici 15-16 anni mi dicevano tanto basta accelerare, cosa vai a allenarti, stai con noi, invece no, è uno sport che non devi star seduto e accelerare e basta, è uno sport che devi stare in piedi, seduto, muoverti, stare attento, la velocità e tutto, ci sono mille cose che uno che non ha provato non può capire. Ho iniziato nel 2008-2009 e 2011-2012 che ho vinto 4 campionati italiani mini enduro, e nel 2010 no, perché mi sono rotto l'omero, quindi sono stato fermo tutto l'anno praticamente, e poi c'è stato un periodo difficile che c'era il cambiamento dai piccoli ai grandi, che comunque non sono stato fuori dai giochi, ho sempre fatto secondo, terzo, e poi nel 2017 ho vinto il campionato italiano, però nel 2016, 2017, 2018 abbiamo vinto con la nazionale d'Italia alla 6 giorni il mondiale a squadre, quindi dove ci sono tutte le nazioni, ci sono gli americani, australiani, francesi, ci sono le nazioni di tutte le nazioni e noi abbiamo vinto. La mia dote principale, secondo me, quella che maggiormente mi identifica, è la determinazione, perché anche se vedo che non ce la faccio o si mette difficile la cosa, mi impunto e dico va bene, anche se non va bene, però devo finire. Come stile di guida mi piace più la sabbia, quindi in inverno c'è la possibilità di correre nelle spiagge, ad esempio anche di Lignano, di Bibbione, di Rosolina, questo in Veneto, che mettono a disposizione i weekend che si può correre nelle spiagge, quindi lì va bene per allenarsi, che ti dà un ottimo fondo. Le prime gare, che il ricordo più bello, quando ho sentito le emozioni più forti dietro un cancelletto di partenza, dietro essere in mezzo a tutti gli altri, c'è sempre stata tanta rivalità, e comunque anche è stato bello che magari in pista eri rivali e invece fuori eri amici, questo qui è una bella cosa. Invece durante l'anno si va, di solito vado in pista, che è le piste di cross che ci sono qui, oppure adesso ho un team che il team per cui corro è di Cuneo, quindi durante la settimana sto là e mi alleno con gli altri in compagnia
in dei pistini o delle piste, e quando sono qua vado nelle piste o con i miei amici. Quest'anno, come l'anno scorso, sono entrato in un team, secondo me è anche nel panorama dell'enduro importante, che è un team dove sono usciti tanti campioni, ed è il team Beta Boano Racing. E l'anno scorso dovevo fare il mondiale, però a metà stagione mi sono dovuto fermare, che mi sono operato al ginocchio sinistro, e adesso sto recuperando bene, mi sto allenando, e per quest'anno prevedo di fare tutto il mondiale come era già deciso, e tutti gli assoluti d'Italia, e speriamo bene. Io punto a far bene come sempre, e quello che viene. E il sogno massimo è vincere un mondiale e di vivere di questo, perché adesso vivere di questo non è facile, perché cioè non è uno sport che ha tanta visibilità, quindi gli sponsor non sono tanti, quindi non è facile. Quelli che riescono a vivere di questo vuol dire che vanno forte e se lo meritano, e io spero che sia uno di questi.